Porteremo queste firme al sindaco di Treviso, al presidente di Mobilità di Marca e al presidente della regione entro la fine di giugno, perché vogliamo che l'aumento previsto per l'inizio di luglio venga revocato. Un aumento del 33% che andrà a gravare sui bilanci delle famiglie, già duramente provate dal peso dell'inflazione. Una misura insostenibile che non può pesare sui cittadini e sulle famiglie. Variazioni di prezzo che l'opposizione considera il primo regalo da parte della nuova Giunta Conte. Questo regalo arriva da Mobilità di Marca e dal Comune di Treviso e dagli altri comuni coinvolti in questa società a seguito di un innegabile aumento di costi che il trasporto pubblico ha subito. Ma il problema è che questo aumento di costi non va riversato sugli utenti. Raccolta firme che va a sostenere le richieste che Coalizione Civica pone al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto. Il Comune e la Regione devono assumere un atteggiamento diverso nei confronti del trasporto pubblico urbano rispetto a quello che hanno avuto finora. Non possono limitarsi a gestire l'esistente, devono chiedere che ci siano maggiori stanziamenti, la Regione per prima deve stanziare più fondi perché appunto gli aumenti di costi non si riversino sui cittadini. Vogliamo un trasporto pubblico sostenibile per le tasche dei cittadini e sostenibile per l'ambiente, con il rinnovo del parco mezzi con mezzi non inquinanti. Per tutto questo servono fondi e serve che le istituzioni si muovano per ottenerli, anche dal Governo nazionale.